Rieccoci insieme, cari telespettatori, due temi molto importanti che approfondiremo insieme ai nostri esperti dell'FNP CISL, pensionati della CISL. Con noi in studio, ben ritornata Vanna Giantin, grazie di essere qui con noi, che ci supporta con le diverse competenze che ormai ha acquisito in quanto segretaria generale FNP Veneto. Grazie. Ben arrivato anche Alessandro Peruzzi, segretario regionale Funzione Pubblica del Veneto, sempre della CISL. Grazie anche a lei. Grazie. Due temi molto scottanti, di grande attualità. Da un lato parleremo, ebbene sì, delle vaccinazioni per gli anziani, è un tema serio, importante, su cui non si scherza e bisogna in qualche modo ragionarsi su, non è cosa di poco conto, e dall'altro della questione di cui tante volte ci continuate a sollecitare. Case di riposo, prima, durante e dopo il Covid, magari dopo il Covid. Prima, durante il Covid, nella fase intermedia, sono successe comunque delle situazioni per alcuni poco piacevoli. Vedremo di capire meglio insieme anche la posizione che ha il sindacato dei pensionati della CISL al riguardo e le possibili soluzioni che si possono adottare, perché se continua questa situazione di, tra virgolette, emergenza, comunque allarme, cosa aspettarsi? E allora, segretaria, cosa possiamo dire relativamente? Prima affrontiamo il tema case di riposo, dopo andiamo su quello delle vaccinazioni. Perfetto. Allora, cosa possiamo dire? Che siamo preoccupati in questi giorni perché sta ripartendo focolai di contagio all'interno di case di riposo. Le segnalazioni che abbiamo sono già in provincia di Treviso, in provincia di Verona, in provincia di Rovigo, e quindi il fatto che stiano partendo focolai all'interno di case di riposo, che comunque sono state fino adesso blindate, perché molte case di riposo non hanno riaperto l'accesso ai parenti, il contatto parenti-ospiti è stato filtrato da vetrate, da distanziamenti, da finestre coi giardini, eccetera, e quindi il fatto che ripartano i contagi in alcune case di riposo ci preoccupa molto. Ecco, fermo su questo punto. Voi siete intervenuti su questo fatto, perché qui abbiamo ricevuto tante osservazioni da parte dei telespettatori rammaricati del fatto che non ci sia stata un'apertura anche in periodo un po' più tranquillo. Ma infatti diciamo che il periodo intermedio tra la prima ondata di Covid e questa che sta ripartendo doveva servire a mettere le case di riposo in sicurezza e quindi a far sì che ovviamente la riapertura dell'accesso ai parenti venisse senza rischio per gli ospiti. Questo non è avvenuto, tant'è vero che oggi si ricomincia a parlare di focolai. Ma qual è il problema adesso? Che oltre a questo la situazione interna alle case di riposo sta peggiorando ulteriormente nella seconda ondata, perché c'è una carenza di personale che fa in modo che gli ospiti siano assistiti in maniera peggiore. Carenza di personale, questo è molto grave. E infatti, perché non è che è calata la retta, bisogna precisare. E infatti abbiamo la contraddizione che il governatore Zaia l'altro ieri in una delle conferenze stampa che ha ripreso si dichiarava preoccupato per la situazione delle case di riposo, però dall'altra parte non c'è nessuna iniziativa che dica come potenziano gli organici. Ecco qua, e io su questa cosa lascio la parola al mio collega della FPI, perché lui segue specificatamente questa partita, ha contatti continui con quelli che operano dentro le case di riposo e quindi è quello che ci può fare un quadro di cosa succede dentro le case di riposo. Segretario, funzione pubblica, 6.000 infermieri, vediamo nella slide, e anche degli operatori sociosanitari, una mancanza importante. Cosa è successo? O c'erano già prima, adesso che è il momento che è cambiato emerge questa mancanza, sono venuti meno? Sicuramente è un problema che non è di oggi, è un problema che già abbiamo evidenziato e portato anche alla Regione in tutte le interlocuzioni che abbiamo fatto in questi anni rispetto a una carenza di personale, di assunzioni sicuramente, ma anche una difficoltà di reperire queste figure professionali, sia gli infermieri che gli operatori sociosanitari. Non ce ne sono? Non ce ne sono.
e vorrei dire che proprio c'è una ricerca, in particolar modo nel settore privato, di queste figure che non se ne trovano. Un po' è sicuramente dettato da una programmazione negli anni non consona a quelle che sono le reali esigenze. È chiaro che col Covid... Cioè vuol dire una formazione non adeguata. Esatto, ma anche i numeri, perché faccio un esempio, per quanto riguarda gli infermieri abbiamo un numero chiuso all'università e quindi stiamo parlando di circa 1300 infermieri a corso anno. Chiaramente ci vogliono 3 anni perché siano laureati e quindi è chiaro che i tempi sono questi. E poi per quanto riguarda gli OS, per qualche periodo sono stati bloccati i corsi di formazione. E quindi gli OS sarebbero gli operatori sociosanitari, esatto. Quindi sostanzialmente chi assiste la persona più da vicino, insomma. Esatto, sì, sulla parte di igiene e assistenza diretta al paziente oppure all'ospite. Ma poi queste figure anche nel sociale, quindi anche in situazioni di diversa tipologia. È chiaro che nel momento in cui la sanità ha avuto esigenze di rimpinguare i numeri, già eravamo in carenza nell'ordinario, ma col Covid ci sono state necessità con aperture di reparti specifici, quindi di situazioni di intervento immediato. È chiaro che sono stati aperti dei concorsi, sono stati assunti degli operatori, infermieri e operatori sociosanitari. È chiaro che questa è stata una buona percentuale migrato dal sistema privato al sistema pubblico. Quindi anche dalle case riposo, anche pubbliche, le IPAP famose, verso un contratto sicuramente migliore, esatto, un lavoro un po' diverso, con carichi di lavoro diversi, e quindi hanno sguarnito quelle situazioni di IPAP, di RSA o di servizi del sociale con una ulteriore carenza, visibilità di carenza di organici. Per integrare questi organici, perché non si può continuare in questa situazione perché va soltanto a peggiorare, e tra l'altro a discapito degli ospiti ma anche delle famiglie, perché poi non mi risulta che ci sia una diminuzione di quel che viene pagato dall'ospite al sistema di assistenza, no? Cosa si può fare? Cosa si dovrebbe fare? E quindi cosa vi muovete voi? Certo, diciamo che qualcosa si è anche fatto, nel senso che con richieste che abbiamo fatto in regione si sono aumentati, almeno questo corso 2020 per infermieri dovrebbero essere aumentati di 100 unità, quindi aumentata la possibilità di accedere alla professione infermieristica. C'è stato un percorso triennale 2017, 18, 19 di incremento di corsi per quanto riguarda gli operatori sociosanitari. Siamo a circa nel 2019 a 1700 corsisti. Poi cosa succede? Che qualcuno non finisce il corso, qualcuno non risulta idoneo, e quindi anche questa è un'altra situazione. Faccio un esempio: siamo partiti con una programmazione di 76 corsi in tutto il Veneto, 76 per 30 corsisti, però non sono stati, come dire, alcuni corsi sono saltati perché non c'era l'iscrizione, e siamo arrivati a 58 corsi che sono stati fatti. Ma se ci sono stati dei concorsi dove c'erano migliaia di persone da tutta Italia per 2 posti, eccetera? No. Sì, oggi è cambiato anche questo scenario, nel senso che come nel Veneto si sono aumentate le assunzioni per quanto riguarda la sanità pubblica, sì, anche al sud hanno incrementato assunzioni, di conseguenza quella, chiamiamola flotta, quel numero importante che dal sud venivano al nord e partecipavano ai concorsi, poi magari restavano qua 1 anno, 2, 3 e una percentuale ritornava appena aveva una possibilità di una mobilità. Oggi abbiamo difficoltà a reperire anche figure professionali, infermieri e OSS, anche che venivano dal sud, proprio perché hanno aperto l'aumento di organico al sud. Di conseguenza aumentiamo qui al nord, aumentano al sud, e questa è la situazione. Poi come dicevo prima, anche questi corsi corsi OS, sempre più difficoltà abbiamo a incentivare le persone a partecipare a questa figura professionale.
faticosa, carichi pesanti, e noi giovani non sempre vanno in questa situazione. Infatti, segretaria, qui c'è anche un altro problema, di rendere di appeal un certo tipo di professione, no? Che altrimenti cosa si fa? Si fanno venire Diciamo che si dall'estero. aggiungono due problemi a quelli che citava Alessandro. Allora, primo, nel pubblico abbiamo un problema di mancata riforma delle IPAB per quanto riguarda il Veneto, e ormai è rimasta l'unica regione d'Italia. Cronica. E se non si passa dalla riforma, c'è l'anomalia che questi lavoratori che lavorano nelle case di riposo pubbliche, che quindi fanno un servizio sanitario, parliamo sia degli infermieri che degli OSS, vengono pagati col contratto degli enti locali. Cioè, un infermiere in una IPAB è inquadrato come un vigile urbano. Sono cose che non stanno né in cielo né in terra, perché sono cose che vengono da lontano. Dall'altra parte, nel privato, abbiamo retribuzioni basse, perché di solito sono o dipendenti di cooperative o dipendenti, e oltre ad avere le retribuzioni basse hanno una discontinuità lavorativa che non sempre gli garantisce la proiezione di un'occupazione stabile. Perché discontinuità lavorativa? Perché se ce n'è così bisogno? cambiano le cooperative, e quando cambiano le cooperative cambiano anche le condizioni di lavoro. Allora, questi sono due fenomeni che, se la Regione non si mette in testa sostanzialmente di rendere normalizzata l'occupazione e la retribuzione in questi settori, è chiaro che non c'è appeal, non c'è... Cioè, un lavoratore che sa che deve fare 3 anni di corso per poi andare dentro a una IPAB pubblica per fare un lavoro che non è neanche inquadrato nella sanità, quindi nel contratto della sanità, è chiaro che preferisce farlo per andare in un ospedale o per andare in una casa di cura, che quindi va dentro al settore per il quale sostanzialmente ha studiato. Nel discorso degli OSS la cosa è più complicata, perché è un lavoro pesante, sicuramente, è un lavoro che vede le persone a contatto costante con anziani che stanno male, eccetera, e quindi lo si deve fare con una certa predisposizione. Se poi c'è anche un problema di bassa retribuzione e di instabilità del posto di lavoro, la cosa diventa ancora meno appetibile. Ecco, lei diceva che, dopo passiamo anche all'altra tematica che giustamente richiede un po' di tempo, avete fatto più volte, diceva, lo sappiamo, stiamo facendo campagne di pressione sulla Regione, prima, adesso, durante e dopo. Cos'altro, su che leva potreste lavorare congiuntamente con gli altri sindacati dei pensionati? Perché... Io mi auguro che con l'assestamento della nuova organizzazione regionale, perché dopo sostanzialmente le votazioni non è ancora stata insediata la giunta, eccetera, si parli seriamente di riforma delle IPAB, che ce l'avevano promessa prima delle elezioni, e ovviamente poi la cosa si è bloccata lì. Non so che tipo di assetto verrà dato, però questa diventa una delle urgenze per il Veneto, ma non solo del sindacato dei pensionati, infatti, direi del sindacato complessivamente, perché per la CISL del Veneto è uno dei primi punti messo nella organizzazione di cosa fare per il futuro. Dall'altra parte c'è la necessità ovviamente di capire dove andiamo con le case di riposo, perché adesso il ministro Speranza ha insediato una commissione nazionale che ha l'obbligo di studiare dopo il Covid sostanzialmente il trattamento degli anziani dentro le strutture e fuori dalle strutture. È partita la comunità di Sant'Egidio che praticamente ritiene che le case di riposo vanno chiuse. E dove vanno? Però il problema vero, loro parlano di ovviamente creare mini co-housing, di assistenza in famiglia, eccetera. Sono tutte belle idee, però se dopo dietro non c'è un'organizzazione, le risorse, eccetera, il rischio è che si scarichi sulle famiglie. Assolutamente, che è la cosa peggiore. L'altro elemento è quello che la categoria ovviamente sta contattando con la Regione, come andare a riempire i posti che mancano.
perché se non riempiamo i posti che mancano, in attesa di tempi migliori o di idee più rivoluzionarie, il problema vero è uno, che i nostri anziani che stanno dentro alle case di riposo hanno meno assistenza. Con questa carenza di organico, tra l'altro, si crea un altro problema, ne parlavamo stamattina con Alessandro, che avendo poco tempo, che cosa succede? Che queste figure professionali che pur lavorano con impegno non hanno neanche il tempo di gestire i tablet per far vedere l'anziano ai familiari e viceversa. Sì, Questo porta a una situazione dove gli anziani si sentono abbandonati e i familiari diffidano della gestione che viene fatta nella casa di riposo. E quindi è una cosa che bisogna per forza dargli una svolta. Io mi auguro che facciano questo inserimento della Regione e poi vediamo... Affrontare con un modo importante anche questo. Lui tra l'altro, seguendo questo settore, ha esempi concreti che vengono dagli operatori che operano dentro su queste difficoltà che ci sono. Facciamo un paio di esempi concreti che dopo passiamo anche all'altro tema. È chiaro che per quanto riguarda le strutture private c'è un parametro di standard, quindi rispetto un operatore a ogni 3 ospiti, ma se manca personale ci sono dei parametri, degli indici in cui si evidenziano in modo concreto. Faccio un esempio. Ci sono le ferie, a parte quelle estive che le danno, il resto non riescono a fare le ferie che sono previste dal contratto, non riescono proprio, ma in aggiunta saltano i riposi, aggiungono ore straordinarie, mamma mia, non ci sono i budget sufficienti per pagarle, perché le pagassero almeno, non ci sono perché a 3-4 mesi dell'anno sono già chiusi, i budget sono già terminati, quindi non riesco a fare le ferie, non riesco a recuperare lo straordinario, mi faccio turni pesanti, massacranti, perché un conto è che siamo in 3 a movimentare un tot numero di persone con tutte le difficoltà che conosciamo, in particolar modo sulle IPA e le RSA, un conto che siamo in 2, quindi non abbiamo tempo per, come diceva la collega, fare quel percorso di, tra virgolette, umanizzazione che tanto abbiamo letto, che tanto abbiamo sentito, anche di relazioni o di dare un minimo apporto anche di, come dire, di gestione, visto che le strutture sono completamente chiuse, perché effettivamente per accedere è molto complicato, anche un piccolo strumento con un telefonino per tenere contatto con la famiglia, con i parenti, veramente il tempo non si riesce a svolgere questa. E poi è chiaro che va un po' tutto a collegarsi rispetto anche alle azioni, rispetto... in qualche realtà mi dico non riusciamo a fare i 3 bagni settimanali. Mamma mia. E quindi per carità sono accuditi, puliti, igienizzati, però capiamo bene che viene meno il tempo per poter. Alcune realtà, aggiungo alcune realtà proprio sono stati chiamato il prefetto per dire non abbiamo il personale per gestire la turnazione minima. No, quindi rischia veramente di... Una situazione gravissima. Allora, dopo staremo aggiornati su quel che sta succedendo. Ne chiedo, c'è l'altra questione che è altrettanto importante in questo periodo perché è conseguenziale anche al benessere della persona. La campagna vaccinale, chiedo anche alla regia di mettere in onda una slide, situazione di copertura vaccinale nella nostra regione rispetto anche al resto del paese. Allora, il 1° ottobre c'è stata la giornata dell'Happy Aging, che è un'alleanza di tutte le forze sindacali, politiche, tutte le geriatrie, eccetera, che ha come scopo, diciamo, l'invecchiamento attivo delle persone anziane. Loro raccomandano in modo particolare la vaccinazione quest'anno perché qual è il rischio? Che essendoci il Covid, se uno prende un'influenza è difficile distinguere quali sono gli effetti dell'influenza da quelli del Covid. Quindi col risultato che o si arriva tardi da una parte o si arriva dall'altra. In Italia ovviamente la raccomandazione che viene fatta a livello nazionale è di arrivare a una copertura
sulle persone ultra 65 anni almeno del 75%. L'ideale sarebbe il 95%, ma per avere quella fascia di protezione arrivare almeno al 75%. Dovrebbe essere l'obiettivo minimo di copertura. Come siamo messi fino adesso in Italia? Siamo al 54,6% mi sembra, e in Veneto siamo al 53,9%. Quindi l'ultima campagna, tra l'altro, se guardiamo il grafico, un po' di anni fa eravamo sul 70%, poi man mano si è persa l'abitudine di fare le vaccinazioni o perché sono entrate le nuove generazioni, quindi il livello di copertura in Veneto in questo momento è relativamente basso. Quindi viene raccomandata una campagna di vaccinazione. E tra l'altro c'è l'altra slide che dimostra che c'è anche una differenza tra le varie USL, quindi vediamo quella successiva. Sì, che c'è una differenza tra USL e USL, perché poi vediamo che magari un USL è al 68 e l'altra è al 46, quindi anche qui all'interno della regione abbiamo livelli di copertura molto diversi. Questa raccomandazione vale ancora di più quest'anno proprio perché l'innalzamento di esposizione a Covid pone la necessità di distinguere quelli che sono gli effetti di una banale influenza agli effetti di un contagio Covid. C'è l'altro problema di raccomandazione che viene sempre da questa alleanza per la tutela delle persone anziane, quella di abbinare alla vaccinazione anti-influenzale anche le altre due vaccinazioni, quella per il pneumococco, che è quella che praticamente difende da infezioni batteriche ai polmoni, e quella per l'herpes zoster. Diciamo che questa non ha un'incidenza diretta sui polmoni, sulla respirazione, eccetera, ma serve a togliere il disagio del fuoco di Sant'Antonio, tanto per capirsi, che quando uno lo prende ha 40 giorni molto duri, sia per gli effetti sulla pelle, ma anche per la febbre e per gli altri effetti. Quindi sono raccomandate tutte, però primo quella anti-influenzale, bisogna arrivare almeno a questa copertura del 75%. L'altra, quella abbinata e, diciamo così, più indispensabile, è quella sul pneumococco. Tra l'altro la Regione Veneto a tutti quelli che compiono i 65 anni manda a casa proprio la lettera di invito per fare queste due vaccinazioni, cioè quella del pneumococco e quella dell'herpes zoster. Poi c'è il problema che molti non l'hanno fatto, perché infatti queste due hanno coperture molto basse, siamo sul 25%, quindi bisogna in qualche maniera spiegare, soprattutto agli anziani, che avere una vaccinazione che difende i polmoni da infezioni batteriche aiuta anche a superare altri contagi e soprattutto a respirare meglio. Io lo so che ci sono negli anziani delle diffidenze, infatti l'altro ieri che era una riunione, siccome abbiamo fatto come FNP del Veneto, abbiamo fatto 2 paginette, le ha fatte il mio collega che segue la sanità, con scritto perché è opportuno vaccinarsi. E finita la riunione, qualcuno che aveva letto queste paginette mi dice: ah no, io non l'ho mai fatto, quindi non venitemi a rompere l'anima perché io alla vaccinazione non ci credo. Per carità, noi non è che è obbligatoria, rispettiamo il parere di tutti, però stiamo facendo un'opera di convincimento sull'opportunità, soprattutto in un momento di diffusione del Covid, di fare la vaccinazione, almeno quella anti-influenzale. Teniamo conto che, se è vero come dicono che la diffusione del Covid avviene soprattutto in famiglia in questo periodo, contatti con figli e nipoti, avendo i nipoti, i figli che vanno a scuola, che vanno a lavorare, eccetera, è meglio che gli anziani dentro alla famiglia si mettano in sicurezza. Assolutamente, e magari se lo dite poi voi che siete anche del sindacato, che se hanno contatti con nipoti eccetera si tengano la mascherina, perché questa è la raccomandazione principale. Adesso io sinceramente non mi aspettavo questa esplosione in questi giorni, 7.000, 8.000 eccetera. Poi è chiaro che capirne le origini è un po' difficile.
Però è anche vero che per esempio in Veneto abbiamo scoperto l'altro ieri che App Immuni non funziona. Quindi in teoria quella che dovrebbe dare un'allerta se praticamente c'è un giro, di fatto non funziona. Io ho sperimentato che App Immuni funziona perché sono stata a Roma 2 settimane fa e come sono tornata mi è arrivata l'avviso che ero stata vicina a uno col Covid-19. Panico. Ora, io no, il panico per me non vale, anche perché non avevo sintomi, non avevo febbre, non avevo nulla, quindi mi ero tenuta una mascherina 13 ore, quindi è chiaro che non avevo avuto contagio diretto, però il fatto che ti avvertono ti mettono in condizione di dire, beh, che faccio? Intanto telefono al medico, poi telefono alla USL e poi faccio un tampone, quindi questo dovrebbe essere la sequenza. In Veneto sta roba non funziona. E quindi questo è l'altro aspetto. E allora ancora di più, attenzione, cautela, mascherine sempre, ancora di più quando si è a contatto con persone che poi lavorano, si muovono, eccetera, e soppesare attentamente il discorso dei vaccini perché diventa importante. Ancora più se una persona magari 65-66 anni che è molto attivo, frequenta tanti ambienti, ha l'esposizione ancora più alta, poi per i più anziani, più fragili. Diciamo che le persone anziane l'esposizione maggiore in questo momento ce l'hanno all'interno della famiglia e delle amicizie. Perché poi gli anziani hanno anche delle abitudini di andare a fare magari una cena con gli amici, un pranzo con gli amici, eccetera. E quelli sono i momenti di maggior pericolo in questo momento. Quindi l'uso della mascherina, il distanziamento, il non fare pranzi e cene in questa fase, facciamole l'anno prossimo se è possibile, però è altrettanto vero che la vaccinazione, primo quella anti-influenzale, la seconda quella del pneumococco, probabilmente è una forma di difesa che possiamo mettere in atto. Vanna Giantin, segretaria, grazie del suo intervento, dei suoi consigli, mi raccomando ascoltateli. Alessandro Peruzzi, segretario regionale anche lei della funzione pubblica, grazie del suo supporto. Noi vi terremo aggiornati anche delle iniziative che il sindacato dei pensionati della CISL intraprende nei confronti ovviamente della regione per cercare di sbloccare questa situazione che poi danneggia tantissime persone, non solo gli anziani ricoverati nelle case di riposo ma anche le famiglie che devono in qualche modo provvedere. Esatto. Grazie ancora, buon proseguimento a voi, alla prossima. A lei, grazie. Arrivederci.